Bene, allora buonasera a tutti, io ringrazio anzitutto Nicola Frattoianni, il nostro coordinatore nazionale, che è riuscito a ritagliarsi con difficoltà anche uno spazio per essere presente alla nostra festa. La nostra festa è la prima, diciamo, di livello provinciale che facciamo a Mogliano, c'è già un pregresso di un paio di feste che il circolo ha organizzato. Ci tengo anzitutto a ringraziare i compagni che hanno lavorato perché si potesse aprire questa sera la festa, con le difficoltà che sapete. Non è facile fare un'iniziativa di tipo politico in un contesto come quello di oggi, non è facile improvvisare, diciamo, un'organizzazione sapendo che insomma in realtà non è che siamo così strutturati da poter reggere nel giro di 24 ore l'allestimento di una festa che sarebbe bello fare anche più grande e anche più importante. Insomma, la prendiamo come anche un inizio di un percorso che ci porterà, insomma, a fare cose ancora più di rilievo e ancora più belle. L'incontro di stasera ha il senso intanto di dare un po' a chi insomma in sé vede anche una possibilità di futuro della sinistra, e a chi è preoccupato anche della situazione del paese qualche elemento di orientamento, si diceva un tempo, di conoscenza in più, e anche un'occasione di discussione su un momento molto difficile, molto complicato, insomma, che interroga un po' tutti noi che abbiamo a cuore le sorti di questo paese e le sorti anche della sinistra. Abbiamo titolato la nostra sinistra nel doppio senso di nostra, come affettivamente, insomma, no? La sinistra la sentiamo qualcosa di nostro che emotivamente ci coinvolge e che va oltre anche l'aspetto politico, ma ha una dimensione culturale, insomma, e esistenziale più generale, e nostra nel senso la nostra, quella che vuole essere la sinistra come la interpreta SEL al giorno d'oggi. Io credo che tutti siamo consapevoli del momento, diciamo anche che può essere un momento di svolta rispetto a quello che stiamo vivendo nel paese, alla stretta attualità che ci dice che oggi nuovamente viene rimesso in discussione l'articolo 18, e lo si fa come fosse anche una novità, quando io ricordo che ci furono 2 referendum sull'articolo 18, uno per eliminarlo, uno per estenderlo. La situazione restò così, e quell'articolo è frutto di una battaglia di civiltà che aveva un senso allora e lo mantiene ancora oggi. Lo si è detto in parecchie occasioni, in tutta Europa esiste la possibilità di reintegra quando il licenziamento è frutto di discriminazione. Si vuole, a mio avviso, stravolgere un po' quello che sono i rapporti di forza dentro il mondo del lavoro, e che hanno la loro dimensione oggettiva in quello che è il diritto del lavoro. Se tu stravolgi alcuni capisaldi, in realtà metti in discussione tutta una civiltà giuridica, e poi vi sono degli svolti molto pratici sulla possibilità e sull'agibilità e del fare sindacato e del fare anche libertà di pensiero dentro alcune aziende, sapendo che puoi essere cacciato, no? Questa è la dimensione pratica della cosa. Rispetto a questo c'è uno stravolgimento anche di quello che dovrebbe essere un percorso lineare di una forza che si professa di centro-sinistra e che propone un avanzamento del paese. Invece la stagione delle larghe intese pare regalarci anche questo ultimo frutto avvelenato. E SEL mi pare che si colloca molto nettamente su questo fronte, e penso che non possa che essere così per una forza che vuole avere nel mondo del lavoro anche un riferimento ideale e anche sociale molto, molto concreto e prioritario, e penso che a partire da questo punto si possa anche sviluppare nell'immediato, insomma, un ragionamento su cosa deve essere la sinistra oggi e cosa vuol dire oggi essere dalla parte dei lavoratori, insomma. Perché io partirei da questo per dare subito la parola a Nicola. Intanto naturalmente vi ringrazio per l'invito. Io partirei da qui, lo diceva oggi Niki presentando con me, con altri compagni e compagne alla Camera, la manifestazione di sabato 4 ottobre, dopodomani, a Santi Apostoli. SEL organizza una manifestazione con tanti e tante, che naturalmente oggi, come è del tutto evidente, cade forse in un momento molto particolare. Diceva Niki oggi, la sinistra nasce nella terra del lavoro. La sinistra è sociale oppure non è? Se la sinistra sta fuori da lì perde ogni funzione. E dunque per questa ragione, questa vicenda
quella che tutti chiamiamo la vicenda dell'articolo 18 e che però è molto di più, poi dirò probabilmente perché credo che sia molto di più, può e deve essere, non solo può e deve essere l'occasione non solo di una grande battaglia politica, sociale, culturale in questo paese, ma anche l'occasione per ridare slancio, forza, prospettiva a una sinistra che oggi in Italia vive una condizione di forte difficoltà, di forte frammentazione e che pure però può tornare a vivere nella condizione materiale di un paese che sta sempre peggio, perché adesso diciamo la verità, oggi, anzi ieri, il ministro Padoan, con qualche anno di ritardo, diciamo così, noi lo diciamo da ormai un po' di tempo, si è accorto che questa crisi è peggiore di quella del 29. Noi lo andiamo ripetendo da molto, siamo ormai al 7° anno di quella che è a tutti gli effetti la più grande crisi che questo modello economico abbia mai conosciuto. Si diceva all'inizio questa è la più grande crisi dopo il 29, ecco, oggi perfino il ministro Padoan si accorge che questa crisi è una crisi peggiore di quella del 29. Solo che c'è un particolare: dopo la crisi del 29 arrivò il New Deal, cioè arrivò qualcuno che intese la politica e il governo dei processi come lo strumento attraverso cui costruire una fuoriuscita dalla crisi. Quello che succede invece oggi in Europa e in Italia, e le dichiarazioni di oggi dei Moscovici, cioè del commissario europeo alle finanze, socialista francese, peraltro commissariato in partenza dai superfalchi a cominciare da Katainen, che sono stati messi lì con diritto di veto sui ministeri economici, ma le sue dichiarazioni contro la scelta francese di sforare il 3% la dicono lunga su quello che oggi è ancora il governo dell'Europa dal punto di vista delle politiche concrete contro la crisi. Ecco, oggi di fronte a questa crisi le politiche che sono state messe in campo e che resistono contro ogni evidenza hanno prodotto nei fatti un aggravamento negli effetti della crisi. Non solo non hanno dato nessuna soluzione, ma hanno aggravato pesantemente gli effetti che la crisi aveva prodotto. Ecco, dentro questo quadro qui si colloca la vicenda di cui stiamo discutendo in queste settimane e che diventa oggi il terreno principale della ragione stessa della nostra impresa politica. Perché dentro questa condizione l'attacco all'articolo 18 e l'idea, questa sì molto ideologica, no? Anche qui pensateci, ci dicono che noi facciamo una battaglia ideologica. E ogni volta che senti un dibattito in TV o in Parlamento o in una piazza con qualche esponente della maggioranza del Partito Democratico, quello che ti dicono è che tu in fondo sei un gufo, come qui è stato diciamo giustamente sottolineato nell'iconografia di questa festa, e questo ormai ci siamo abituati, siamo tutti gufi, rosiconi, siamo la palude, quelli che conservano, pazienza. Ma ti dicono che tu sei ideologico e che bisogna in fondo smettere di parlare di ideologia, bisogna occuparsi dei problemi concreti. Peccato che dei problemi concreti noi abbiamo provato a occuparcene, ponendo alcune semplici domande. Ma in questi 20 anni e più, nei quali per la verità con tante responsabilità trasversali, e forse qui c'è anche un po' della ragione del consenso di Matteo Renzi, no? Ce lo possiamo dire quando discutiamo di che sinistra vogliamo ricostruire e di quale sinistra ci sia bisogno. In questi 20 anni nei quali ci hanno ribadito come un mantra che la flessibilità era lo strumento col quale rispondere al problema crescente della disoccupazione, ecco, noi abbiamo posto una domanda: ma in questi 20 anni che è successo? Perché sapete, può pure capitare che tu discuti e dici io non sono d'accordo, questo strumento non mi piace, non mi convince, però prendo atto che ha prodotto un risultato. Sì, magari ha pure poi impoverito i diritti, forse ha un po' peggiorato alcune condizioni, però ha dato un risultato rispetto all'obiettivo che ti eri posto. Avevi detto facciamo la flessibilità, riduciamo i salari, riduciamo i diritti, ma questo almeno consentirà di costruire nuova occupazione. Ecco, abbiamo scoperto, a proposito di ideologia e di concretezza, che in realtà in questi anni quella ricetta che oggi vuole essere diciamo, portata alle estreme conseguenze con l'abolizione dell'articolo 18 e con le molte altre pessime cose che stanno in giocate, perché anche qui, siccome si discute dell'articolo 18, a qualcuno sfugge che là dentro c'è il dimensionamento, che è uno strumento diciamo utilissimo ad
abbassare i salari, che è il vero obiettivo di questa iniziativa, perché questo è il punto. Ci sta la reintroduzione del controllo a distanza dei lavoratori, cioè tutte cose che erano esplicitamente proibite dallo Statuto dei lavoratori. Ma la verità è che queste ricette hanno prodotto un solo risultato: non hanno prodotto un occupato in più, ma hanno sensibilmente peggiorato la qualità del lavoro che c'era e che c'è. Questo è il punto. Ecco, di fronte a questo quadro, per queste ragioni, questa vicenda diventa una vicenda che è uno spartiacque, e dico di più, è uno spartiacque anche dal punto di vista di come si immaginano le relazioni a sinistra in questo paese, perché insomma ci siamo bevuti molto in questi anni, no? Ci siamo bevuti la riforma Fornero, anzi se la sono bevuta, ce l'hanno fatta bere pure a noi. Ci siamo bevuti, perché se la sono bevuto, il pareggio di bilancio in Costituzione, cioè una delle più grandi stupidaggini dal punto di vista delle politiche economiche che un paese possa fare, cioè la rinuncia della politica alla possibilità di intervenire per modificare le condizioni che per esempio la crisi ha determinato. Diceva qualche giorno fa in un seminario che con i gruppi parlamentari abbiamo fatto per discutere di come, diciamo, articolare l'iniziativa in questo autunno nelle aule del Parlamento, il professor Azzariti, un costituzionalista, in modo molto efficace. La modifica dell'articolo 81 con l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione è la fissazione in Costituzione della crisi, cioè è una roba che dice che la crisi diventa un elemento costituzionalizzato, non un dato contro il quale la politica possa muovere degli strumenti per introdurre elementi di controtendenza. Dunque, come si vede, il tema dell'articolo 18 e del Jobs Act è, questo sì, un tema tutto ideologico, ma dalla parte di chi lavora per abolirlo. E allora la domanda che viene avanti è questa: perché? Perché, sapete, io, diciamo, non voglio farlo ingenuo, ma provo, diciamo, a immaginare che quello che c'è davanti ci abbia una ragione con la quale misurare. Perché si fa? Perché Renzi, che solo qualche mese fa, lo ricordiamo tutti, nelle primarie del Partito Democratico, diceva l'articolo, non dico Bersani, dico Renzi, diceva l'articolo 18 non è un problema, non è questo il problema, nessuno pone questo problema, è una questione marginale, il problema è un altro, bisogna allargare i diritti, siamo d'accordo anche noi. Anche qui un'altra storiella di questi anni, l'idea che quando poni il problema dell'allargamento dei diritti, questione gigantesca che riguarda innanzitutto un'intera generazione, quel problema significhi immediatamente la sottrazione dei diritti, di quei pochi diritti rimasti a chi ce li ha. Questo è il tema, no? Io devo allargare i diritti, quindi che faccio? Invece di allargarli, perché badate, ci raccontano che questo intervento di riforma ha l'obiettivo di ricostruire una grande operazione di organizzazione del welfare, poi scopriamo che mettono 1,5 miliardi per gli ammortizzatori sociali, e a breve scopriremo, perché lo dovranno dire, che tra un po', il 15 ottobre, presenteranno la legge di stabilità, che quel 1,5 miliardi non è neanche aggiuntivo e verrà preso dalla cassa integrazione interna. Faccio notare che con 1,5 miliardi di euro si dà un reddito di 650 euro lordi a 178.000 persone per un anno. Chiaro? Di questo stiamo parlando, no? Così abbiamo la misura delle cose di cui discutiamo. E dunque, qual è la ragione di questa operazione? Tutta ideologica. Io credo che ci sono due ragioni. La prima riguarda il rapporto con quello che sta fuori, con l'Europa. Renzi, non a caso, anche in questa vicenda ha costruito l'attesa, la data, l'8 di ottobre, vedremo se, come è probabile, metterà la fiducia in Senato. Deve presentarsi al vertice sul lavoro europeo di Milano con in tasca lo scalpo dell'articolo 18. E anche qui, perché? Perché guardate, basta fare, a volte è più semplice di quello che sembra. Io l'ho fatto qualche giorno fa, sono andato con internet, ora fa presto, a guardarmi la famosa, ve la ricordate, lettera della BCE del 5 agosto del 2011, la famosa lettera che, come forse ricordate, dette il via sostanzialmente alla caduta del governo Berlusconi. Andarla a leggere oggi è molto interessante, perché quella lettera è fatta di 9, se non ricordo male, punti, adesso posso sbagliare di uno. Se la andate a rileggere scoprite che, salvo il pareggio di bilancio fatto allora dal governo Monti e la riforma delle pensioni fatta dal ministro Fornero, tutti
gli altri punti di quella lettera, che sono l'introduzione delle valutazioni di performance nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla scuola, alla sanità, e diciamo basta andare a vedere alcune delle tracce che oggi stanno nelle ipotesi di riforma e scopriamo che sta dentro quella roba lì. Ci sta la riduzione dei salari, in particolare nella pubblica amministrazione, e ci troviamo col blocco della contrattazione anche per il 2015, perché poi sai, anche lì è facile dire che si mettono in campo 80 euro, e noi abbiamo detto bene, li abbiamo perfino votati, perché quando arrivano 80 euro in busta paga, certo che non puoi che dire che è una cosa buona, ma quando poi scopri che blocchi la contrattazione, quando scopri che probabilmente elimini buona parte delle detrazioni fiscali, come succederà in questa legge di stabilità, allora fai i tuoi conti e ti accorgi che il saldo non è a zero, non è semplicemente una partita di giro, ma che il saldo è negativo. Ecco, per queste ragioni qui e per la ragione di fondo che fa dal punto di vista culturale tabula rasa di un'idea della sinistra, quindi non di un'idea conservativa, di un'idea innovativa, della più grande innovazione della storia delle società complesse, cioè l'idea che il lavoro, e dunque i lavoratori e le lavoratrici, potessero uscire dalla condizione di schiavitù, di sottomissione, potessero organizzarsi, potessero dire la loro, potessero essere parte attiva nella costruzione del futuro delle proprie società, dei loro paesi. È questo che sta dentro questa vicenda. Ce lo dice l'attacco costante ai sindacati, e l'ho detto prima implicitamente, lo dico qui esplicitamente. Io non penso che il sindacato abbia fatto tutto bene in questi anni, penso che di errori se ne siano fatti tanti. Non è un caso che noi siamo stati i primi a presentare in Parlamento una proposta di legge per la rappresentanza sindacale, per dare ai lavoratori e alle lavoratrici lo strumento in mano a loro per riformare il sindacato. E tuttavia l'attacco costante a tutti i corpi intermedi, ai sindacati, ai partiti, alle burocrazie, quell'attacco che naturalmente incontra tanto consenso nel paese, è un attacco che a me fa molta paura, perché è un attacco che dà l'idea della volontà di costruire un rapporto senza mediazioni tra i leader, il governo e il popolo. È una cosa che diciamo ha brutti esempi nella storia, non è una cosa molto rassicurante dal punto di vista del futuro. E in ultimo perché in quella vicenda lì c'è la rottura di ogni differenza. Quando Renzi dice in direzione, perché il tema è che lavoratori e imprese sono la stessa cosa. Guardate, io non ho nessuna, diciamo, nessuna passione per qualche forma arcaica nella definizione delle figure sociali, mi appassiono del dibattito che distingue tra padroni e imprenditori. So bene che ci sono tantissimi imprenditori piccoli, medi, che svolgono il loro lavoro e lo fanno, diciamo, in una condizione nella quale c'è a rischio tutto quello che lì è stato costruito. E tuttavia l'idea che lavoro e impresa siano due condizioni indistinte è un'idea che fa a pugni con la possibilità di immaginare perfino la politica come una funzione nella quale si misurano visioni e ipotesi diverse. A questo mettete, diciamo, come cornice le larghe intese, che diventano sempre più una condizione generale, lo diventano nel governo del paese, lo diventano nella vicenda parossistica delle elezioni provinciali. L'ultima cosa che dico adesso, poi mi fermo, l'avete visto, no? Perché questo è un altro tratto di questo governo su cui dovremmo molto riflettere. Questo è il governo che annuncia riforme e le annuncia con la parola del falso. Ce l'hanno detto e ce lo dicono ancora. Ascoltando Ballarò di martedì sera ancora c'erano esponenti della maggioranza renziana che dicevano: noi abbiamo abolito le province. Perché nessuno ne parla, no? Nessuno se ne accorge. Certo, non si vota più. Abbiamo scoperto che è stato abolito il diritto di voto, ma le province, in qualche caso, perfino con qualche delega in più, ci stanno ancora, che nella stragrande maggioranza del paese si sono fatte liste di larghe e larghissime intese, rispetto alle quali il potere di controllo dei cittadini è nulla. Ecco, mettete insieme tutto questo quadro e avete chiaro perché
questo passaggio qui è un passaggio decisivo. Qui non ci giochiamo solo una partita sul lavoro, ci giochiamo una partita più grande, la possibilità di immaginare ancora la politica prima ancora della sinistra come uno strumento di liberazione degli uomini e delle donne. Per questo noi questa battaglia la dobbiamo fare fino in fondo, a cominciare da sabato, dal 4. Io spero che quanti di voi più possibili possano essere con noi in piazza già sabato, e poi con tutti gli appuntamenti a cominciare dalla manifestazione del 25 che ci attendono in questo momento.